Via Pascoletto tra Ponzano e Povegliano, strada di due comuni ma dimenticata da tutti. Senza asfalto, piena di buche, ma soprattutto pericolosa per via di quei tratti a filo con uno dei rami della Brentella senza parapetti, con conseguenti casi di fuoriuscita delle auto in transito. Storia che dopo aver raccontato al telegiornale, oggi abbiamo riproposto dal telefonino al vice sindaco di Ponzano, che al termine della proiezione ci ha risposto così. Con l'assessore ai lavori pubblici di Povegliano abbiamo già concordato un primo intervento per la sistemazione delle buche e stiamo valutando con le disponibilità delle risorse dell'amministrazione di entrambe le amministrazioni anche l'eventuale asfaltatura. Vice sindaco che sul tema paracarri invece scarica la competenza al titolare della canaletta. Su questo coinvolgeremo il consorzio di bonifica. Quindi ancora prima che la signora capitasse questo, noi avevamo l'attenzione questa, come molte altre strade del comune, su cui stiamo facendo una ricognizione su tutte le strade bianche per le esigenze inevitabili delle buche a seguito delle piogge. Tutto bene, ma i tempi? Per quanto riguarda il ripristino delle buche, dicevo nell'immediato, perché stiamo già affidando i lavori per questo come per altre strade. Per quanto riguarda l'asfaltatura è da capire l'importo della spesa, quindi in questo momento non sono in grado di dare una indicazione temporale su quanto. Sicuramente nel bilancio del comune di quest'anno andremo a ricavare le risorse anche per questo intervento.